Un cordiale buonasera da parte mia, Matteo Porcu, e benvenuti alla sesta puntata di Trick and Roll. Anche oggi ci ritroveremo a parlare di Dinamo Sassi, l'argomento principale, ma non solo, ho tanti temi sul piatto anche oggi, a cominciare dall'esordio di campionato che abbiamo vissuto domenica scorsa con i bianco-blu impegnati sul campo di Pesaro, della Prosciutto Carpegna. Alla fine è arrivata una vittoria contro i ragazzi di Jasmine Repesa, e noi siamo qua per parlarne insieme a Nando Mura, che vado a presentare subito. Ciao Nando. Buona serata a tutti, grazie. E c'è anche il nostro Lello Stelletti direttamente da Roma. Ciao Lello. Ciao, buonasera a tutti. Allora, una vittoria arrivata grazie a un ottimo quarto, ma all'inizio ci sono state più di una difficoltà della Dinamo. Nando, chiedo a te prima di tutto un'analisi della partita dei ragazzi di Pozzecco. Ma guarda, la riflessione che ho fatto io è questa. Quest'anno il vero problema, più che l'approccio alla partita, la vigilia, il sabato. La Dinamo ha giocato male il primo quarto a Pesaro, probabilmente per questo motivo, perché la vigilia vissuta ormai tra tamponi che devi fare, l'attesa dell'esito dei tamponi, sapere che nell'altra squadra ce n'è uno e forse la partita può essere rinviata, sapere che comunque giochi senza pubblico, sono tutta una serie di elementi di distrazione che inevitabilmente hanno distratto la Dinamo, e questo mi è venuto in mente proprio pensando sabato scorso alla vigilia di Cagliari-Lazio di calcio. È stata una vigilia nella quale si è parlato dell'aereo di Godin che aveva un'ora di ritardo, della suocera di Godin che è sposato con non mi ricordo chi, con Nainggolan che a quel punto, siccome viene Godin, non verrà più Nainggolan, sul fatto che questo nuovo giocatore dovesse giocare o meno, si è parlato di tutto tranne che di Cagliari-Lazio. Di questo e l'ambiente si è talmente distratto che quando è iniziata la partita, quando ci siamo accorti che stava iniziando la partita, la Lazio stava già vincendo 1-0. Ecco, per motivi sostanziali di vero, un minimo di contatto c'è, ha passato probabilmente una vigilia un po' distratta dalla trasferta, dal lockdown, scusa, dai tamponi, e questo l'ha un po' distratta. E quindi questo secondo me, cioè la concentrazione, non l'approccio, ma la concentrazione alla partita sarà molto importante, non solo per la Dinamo, ma per tutte le squadre di tutto lo sport. Ecco, quindi per anticipare anche quello che succederà domenica, sarà importante vivere una vigilia più concentrata sul match, come invece forse non è stato sicuramente per il Cagliari con la Lazio e forse un pochino anche per la Dinamo a Pesaro domenica scorsa. Ecco, prima di andare a descrivere la partita che ci sarà domenica alle ore 18:15 al Palazzera di Migni, un grande ritorno per la Dinamo, finalmente dopo tanto tempo, come ne parlavamo prima fuori onda, e alla fine da gennaio che la Dinamo non gioca in casa, visto anche la Final 8 di Coppa Italia, il calendario che ha fatto sì che la Dinamo appunto non giochi da gennaio in casa una partita di campionato. E Lello, vorrei tornare ancora sulla partita di Pesaro, magari un po' più sull'aspetto tecnico. Cosa hai visto? Cosa ho visto? Ho visto sì, accodandomi alle parole di Nando, ho visto una squadra che inizialmente sembrava anche un po', insomma, stranita. Ovviamente la Dinamo ha giocato la Supercoppa e l'ha giocata per lo più, a parte una partita, l'ha giocata in Sardegna, in un ambiente controllato, nella mini bolla del Gio Village. Poi la trasferta a Bologna è stata infruttuosa, e poi insomma è andata come è andata. E Pesaro era una nuova trasferta, quindi forse c'era anche un po' da riprendere l'abitudine. Continuano e permangono anche dei problemi di infortuni che abbiamo visto in Supercoppa. Comunque la Dinamo sta ruotando corta, Gentile non è stato recuperato, Tillman l'abbiamo visto col tutore, e quindi ovviamente anche con questo punto c'è da confrontarsi. Però alla fine sono venuti fuori i valori della squadra, inevitabilmente, e soprattutto secondo me tra primo e secondo tempo, durante la pausa lunga, evidentemente Pozzecco, sgridato da Sardara, in campo è stato più tranquillo. Devo dire anche che non è che ci siano stati episodi arbitrali così controversi, però in campo è stato più tranquillo e si sarà sfogato con i giocatori negli spogliatoi, evidentemente, perché la squadra è rientrata molto meglio.
Giocatori che mi sono più piaciuti, dicendo insomma, guardando la partita, sicuramente mi è piaciuto Pusica perché è stato quello che nel momento peggiore ha acceso la luce, e sicuramente quando è entrato era quello che almeno è entrato in ritmo, sin dall'inizio, anche quando la Dinamo era sotto. E poi è evidente come Barnell e Bengius abbiano giocato una partita veramente sopra le righe. Barnell sembra esattamente il giocatore che serviva, quel tipo di collante che serve in ogni squadra, che soprattutto è veramente il classico all-around, cioè il giocatore forte su ambo i lati del campo, e Bengius la mette. Sostanzialmente la mette, il canestro lo vede, ha delle caratteristiche che sono peculiari, probabilmente vanno sfruttate quelle, però la Dinamo quel gioco lo sa fare, quindi Ecco, sì, stiamo vedendo anche nel frattempo un po' di statistiche del match della Vitifrigo Arena di Pesaro. Molto bene, come dicevi, Bengius, Barnell e Pusica, ma la costante pare essere Miro Bilan, Spissu solo a tratti, solo a Pesaro, però ha messo un paio di punti pesanti, vero Nando? Sì, ormai Spissu è diventato un go-to guy, come dicono gli americani, cioè Sì. quando non sai che cosa fare, gli dai la palla e lui, lui ti risolve, è l'uomo che risolve i problemi, come il mitico personaggio del film di Pulp Fiction di Wolf, Mr. Wolf di Mr. Tarantino. Wolf, sì, Però esatto. ha detto bene, cioè ci sono dei giocatori che ormai sono già una certezza, come Barnell, che non a caso però viene dal campionato italiano. Abbiamo visto come la mano di Benzu sia morbidissima dal perimetro, e questo è una garanzia. Così come sotto misura c'è da dire che Bilan è uno dei migliori lunghi europei, non dico dei campionati europei, dico europei, cioè di gente che è nata in Europa. Quello che ci dobbiamo ripetere, cioè questa squadra comunque sia non sta utilizzando Gentile, che è un giocatore che non si discute per la costanza, per quello che garantisce in rendimento, ma Breyer che infatti il minutaggio di De Vecchi è molto alto, e poi c'è Tillman, dire alla presentazione del libro di Pozzecco a Sassari, ha ancora il braccio al collo, quindi questo ragazzo sarà ancora assente, un problema. Però sai, tutto quello che noi diciamo è un po' complicato da dire, perché tu dici io vado a giocare a Pesaro, io ci di volte, è un campo dove tu dici che bello che sarebbe giocare qui senza pubblico terribile, nel senso buono del termine naturalmente, però invece quando poi vai a giocare in quel palazzetto, lo chiamano l'astronave, che è gigantesco, potrà contenere 10-12 mila posti, e lo vedi vuoto, io non credo che sia facile, così come non è facile per i tennisti giocare a Roland Garros vuoto, per non citare naturalmente i nostri amici dell'NBA che giocano in un capannone o in un capannone poco più. Quindi tutti i nostri giudizi sono condizionati molto anche, oltre che da quello che dicevo prima, cioè dalla vigilia, trovare la concentrazione alla vigilia, anche da questi scenari, da questi campi che sembrano il deserto dei Tartari, e quindi non è facile per noi giudicare, ma anche per i giocatori in questi ambienti. Ecco, intanto ho mandato sovraimpressione un bel commento di Alberto Meloni per lo sfortunato Justin Tillman. A Berchida conosco gente che fa la medicina dell'occhio, appunto per lo sfortunato giocatore americano che, diciamo, non ha vissuto, cioè non sta vivendo proprio un grandissimo periodo in tutti i sensi. A corredare tutto è arrivato questo infortunio subito in Supercoppa. Ecco, Lello, vi faccio la domanda: cosa pensi possa cambiare con il rientro di Gentile, appunto, e anche dello stesso Tillman? Beh, sicuramente intanto molti giocatori avrebbero sicuramente meno minuti, e questo mi pare logico. Il capitano De Vecchi sta dando tantissimo. Oggettivamente non ce lo si aspettava neanche, se vogliamo essere proprio onesti, senza nulla togliere al capitano, ci mancherebbe. L'impegno e l'abnegazione sono fuori di dubbio, però la capacità di reggere anche delle partite ravvicinate, come è stato in Supercoppa, a quell'età non è una cosa banale.
Gentile porta sicuramente un portatore di palla in più, di cui la squadra secondo me ha bisogno, perché spesso ha bisogno di giocare off the ball, ha bisogno di giocare anche in uscita dei blocchi per prendersi qualche tiro dagli scarichi. Non è una cosa da sottovalutare, può diventare più pericoloso, essendo diventato, come diceva giustamente Nando, il go to guy o uno dei go to guy della Dinamo. È chiaro che rispetto all'anno scorso, dove poteva risultare un attimino così più inaspettata la sua capacità di imporsi, adesso è un giocatore che viene riconosciuto nel campionato italiano, quindi c'è un'attenzione diversa, è una cosa logica. Mentre per quanto riguarda Tillman, c'è quell'aspetto di gioco perimetrale, c'è quell'aspetto che adesso è dominante e che verrebbe un attimino, non ti dico abbandonato, ma anche alternato. Tillman è un giocatore che nel pitturato dà e potrebbe dare una seria mano a Bilan, soprattutto se riceve dinamicamente fronte a canestro. Un giocatore che, per quello che ho visto, purtroppo non molto alla Dinamo, ma purtroppo poco, si è visto negli anni passati, nella sua esperienza soprattutto nel campionato israeliano, è un giocatore che ha delle capacità di tagliare veramente notevoli, oltre poi neanche a parlare del suo atletismo. Quindi secondo me è chiaro che ci sarebbero delle varianti tattiche, e sicura, oltre al fatto chiaramente quello ovvio iniziale dell'aspetto del minutaggio. Una domanda per Nando, forse un po' cattiva, però Filip Kruslin te l'aspettavi così o sta un po' deludendo? È stata giocata una partita, perché se consideriamo che quelle di Supercoppa sono state molto particolari, perché si è giocato nella bolla di Olbia, del GeoVillage, quella, anzi sono giocate 2 partite, diciamo, ecco. Sicuramente a Bologna ha deluso, nel senso che non è che ha giocato male, ha tirato male, che se vogliamo un concetto un pochino più sofisticato. Sono lui e Kruslin, e lui e Pusica sono comunque 2 giocatori slavi, hanno una grande mano, devono soltanto un po' entrare in fiducia, devono trovare una serie di meccanismi, perché come diceva prima lei, anche uscire da un blocco, ricevere la palla e tirare non è un'operazione così semplice come la facciamo noi dicendolo, quindi si deve piano piano inserire. Però io sulla capacità realizzatrici come tiratori puri di Puzica e di Kruslin non ho nessun problema. Riallacciandomi a quello che diceva Lello, il ritorno di Gentile in squadra, c'è un minutaggio più basso, che non è una cosa brutta per un giocatore, l'ha sottolineato più volte anche lo stesso Pozzecco. Ridurre il minutaggio significa sempre giocare meno, ma giocare meglio. Quindi probabilmente io credo che nel giro di poche settimane, magari già da domani, vedremo Kruslin e Pusica fare la cosa che sanno fare meglio, cioè tirare da fuori e fare canestro, non come Cikanovic o il povero Drazen Petrovic, però la scuola è quella, la mano è quella, su questo non ho dubbi. Ecco, arriva proprio una domanda a proposito: secondo voi potrebbe mancare questa squadra un uomo da ultimo tiro stile Gerrels o Logan, ad esempio? Lello, lascio rispondere te, ma in parte ha già risposto Nando, perché alla fine sappiamo che questi giocatori serbi, slavi, hanno questa propensione anche a tirare dalla lunga distanza molto buona. Ma Gerrels, direi che a Sassari meno lo nominiamo e meglio stiamo tutti, direi, in assoluto. Poi vabbè, non voglio contestare la carriera del giocatore, ovviamente, ma insomma diciamo che per Sassari lo possiamo anche depennare. Logan è un'altra storia, nel senso che ha lasciato tutt'altro ricordo. Generalmente poi quando gioca contro la Dinamo diciamo che tendenzialmente si fa anche sentire, però sicuramente può essere un anello mancante, forse sì, però dobbiamo vedere anche l'integrazione completa dei nuovi. Nando dice bene, stiamo parlando della scuola slava e quindi stiamo parlando probabilmente della migliore scuola d'Europa, sicuramente per produzione di talenti in serie. Poi magari i picchi possono anche essere altrove, però per quanti ne escono da quella scuola si dovrebbe intanto ragionare su questo. Poi, se parliamo del caso specifico, Kruslin, Pusica, io ripeto, Pusica non lo vedo male, è semplicemente un giocatore che deve capire qual è il suo ruolo. Secondo me non lo sta interpretando male al momento. Ricordiamoci che
veniva da tutt'altro tipo di esperienza a Pesaro, si sta integrando e secondo me il suo contributo lo può dare, anche perché cambia il ritmo quando entra a posizione in campo. Veramente è una questione meramente visiva. Mentre per quanto riguarda Kruslin io ho solo un dubbio, perché resto abbastanza convinto della bontà del giocatore, insomma non penso che stesse aspettando il mio giudizio, ma diciamo che mi sento di dire che l'unica cosa che mi ha un po' preoccupato l'altro giorno è che ha smesso di tirare a un certo punto, ha sbagliato un paio di tiri e ha deciso di smettere di tirare, che concettualmente va anche bene, perché dici non è serata, passo, faccio andare altri, è meglio, ma allo stesso tempo, come diceva giustamente Nando, che faceva quella giusta sottigliezza tecnica che c'è tra giocare male e tirare male, un tiratore deve insistere, perché poi a un certo punto i tiri entrano. Spero che non sia una questione di carattere, perché ogni tanto l'ho visto anche un po' nervoso, penso proprio al precedente con Delfino e in altri casi, ma se è semplicemente una serata storta non mi metterei certamente già a piangere perché l'acquisto è stato sbagliato. Diamogli il suo tempo. È una stagione strana e lo sarà credo per tutti, a parte per chi come Milano può spendere determinati soldi per costruire quel tipo di roster. Se la stagione scorsa non si è finita e dove si è finita si è parlato di stagione con l'asterisco, questa lo sarà altrettanto, perché ci saranno i momenti in cui spunterà il positivo, le partite potrebbero essere rinviate, si dovranno fare, come diceva anche qui giustamente Nando, 10.000 tamponi, cioè non è una situazione semplice neanche per i giocatori, quindi c'è chi reagisce con la noncuranza di chi ha l'atteggiamento magari più giusto per chi fa l'atleta, e c'è chi magari invece la soffre di più. Non vuol dire che si tratti di scarsi giocatori, ma semplicemente anche di giocatori che hanno bisogno di un po' più di tempo per un adattamento. Non siamo in un momento in cui possiamo metterci a piangere, e appena all'inizio della stagione la Dinamo sta rispettando quelle che sono le attese, doveva fare le Final Four di Supercoppa, le ha fatte, è andata male, quella è una partita secondo me comunque che se si va con il roster a pieno regime, io dico che 5 volte su 10 non la si perde, ma anche 6 forse, è quella partita specifica. Poi è andata così, pazienza, vinci la prima contro Pesaro, che ha un roster rifatto, un ottimo allenatore e giocatori di livello. Secondo me per ora la Dinamo rispetta le attese, quindi se qualcuno non sta rendendo come dovrebbe va bene, ma piano a fare processi. Altra domanda da Alberto: pensate che Barnell, che oggi gioca più da 4 di Bengius, con il ritorno di Tillman possa soffrire un po'? Lascio rispondere a te, Nando. Nando? Sei bloccato? Vabbè, lo recuperiamo dopo. E Lello, vuoi rispondere a te? E intanto prendo le redini. Sì, guarda, vai. Allora, potrebbe soffrire un po' da vedere, nel senso che Pozzecco ha spesso parlato in sede di Supercoppa, soprattutto durante le conferenze stampa, della possibilità di mettere dei quintetti alti. Lui li vuole provare, dei quintetti grossi. Ha parlato di un quintetto addirittura con Benzius da 3, Tillman e Bilan. Quindi se ragioniamo in questo senso non si può pensare che ciò non possa accadere. Con Barnell stiamo parlando di due giocatori veramente molto atletici, ma allo stesso tempo, se adesso Barnell sta giocando da 4 è più per uno stato di necessità, perché serve un giocatore che impegni nel pitturato assieme a Bilan per le caratteristiche della Dinamo. Qualora ci dovesse essere Tillman, potrebbero pestarsi i piedi, forse sì, ma abbiamo troppi pochi elementi. Secondo me Tillman dà il meglio di sé quando si muove, mentre Barnell è un giocatore che in attacco è statico di partenza e poi gioca il post. Tillman, se si muove, come abbiamo visto appunto in alcune immagini provenienti dal campionato israeliano, è un giocatore che può starci con lui. Poi certo, abbiamo troppi pochi elementi al momento, secondo me. Certo. Ecco, intanto cerchiamo adesso di recuperare Nando, ma io intanto vado già a pensare alla partita di domenica. Ci ritroviamo con, vabbè, la classifica ora non dice nulla, però Trieste in teoria sarebbe la prima in classifica perché è quella che ha avuto la vittoria più ampia all'esordio contro la Vanoli Cremona.
Ecco, Trieste è una squadra molto organizzata, con un buon tecnico come Dalmasson e alcuni giocatori molto molto buoni come Udano, come Fernandez, come Henry e come Grazulis, che forse è una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Lello, dammi il tuo feedback su Trieste. Beh, Trieste, devo dire che si parlava di possibilità di fare degli investimenti rispetto alla situazione dell'anno scorso. Devo dire che insomma la squadra mi sembra costruita abbastanza bene. Un giocatore come Udano, che l'anno scorso a Venezia aveva un minutaggio diciamo contingentato, lì e si propone come uno dei giocatori di riferimento e ad avercene, dico io. Sono d'accordo con te su Grazulis, sempre che si pronunci così, visto che mi contestano le pronunce, ma diciamo che devo dire che mi ha abbastanza sorpreso per quello che ho visto nelle partite disputate sinora. C'è un giocatore come Cavaliero che ha assoluta esperienza e affidabilità in Serie A, anche Fernandez che abbiamo visto troppo poco alla Dinamo per dire che è stata un'esperienza negativa, secondo me non c'è stata forse la pazienza nei suoi confronti, ma vabbè. E la Quintana è uscita dalla panchina, secondo me è uno dei playmaker più interessanti che ci sono, italiani ovviamente, è in uscita dalla panchina, assolutamente, quindi è un avversario difficile, tralasciamo le questioni di classifica come dicevi giustamente tu, perché, No, certo, è giusto una curiosità. certo, esattamente, Assume è giusto quello, i dire connotati sono che quelli. certo, è giusto dire che insomma i numeri dicono quello, però io credo che per valori assoluti la Dinamo sia più forte e poi vediamo, sai, si gioca in casa sì, ma il Palasenna di Migni, come abbiamo detto, non sarà pieno, quindi per ovvi motivi, quindi non ci sarà neanche la possibilità di dire la Dinamo viene trascinata dal pubblico, quindi questo per ora è solo un sogno, credo però in assoluto che la Dinamo sia più forte. Questo è un avversario temibile, ma il livello della Serie A non è così basso, a parte alcuni esempi, e anche quelli peggiori, come è stata Roma in Supercoppa, che effettivamente è stata la squadra peggiore, e poi alla fine giochi la prima giornata di campionato e batti una squadra come la Fortitudo, che insomma, non ha proprio gli ultimi giocatori di questo campionato a roster. No, direi che quest'anno forse il campionato è paradossalmente quasi migliorato, almeno per equilibrio, per roster anche di alcune squadre. Lascio parlare Nando su questo argomento, che forse dovremmo aver recuperato un attimo di disconnessione. Nando, Sì. ci sei? Sì, ok, ci siamo di nuovo. Stiamo parlando appunto degli avversari, Sì, dei prossimi avversari da Dinamo, Trieste. Non so se li hai visti giocare o anche la tua opinione su tutto il campionato. Sì, beh, intanto Trieste l'anno scorso ha vinto a Sassari, diciamo Esatto, sì. per esorcizzare, che era arrivata a Sassari a 0 punti addirittura, se non ricordo male, ha vinto una partita in una maniera un po' rocambolesca, grazie molto anche a quel Fernandez che a Sassari abbiamo visto di sfuggita. Ma ha ragione Lello, cioè sì, tu giochi con Milano, con Bologna e con Venezia e dici posso perdere, ma tutte le altre non c'è scritto da nessuna parte che le vincerai. Abbiamo visto il valore di Pesaro, che era data per morta al campionato dell'anno scorso, invece hanno allestito un buon quintetto, hanno scelto un buon allenatore. Dalmasson, allenatore di Trieste, è un ottimo allenatore. Trieste è una piazza comunque che ha una sua storia, cioè io non credo che ci siano partite in cui tu dici questa settimana mi riposo, questa settimana sono più qui. Devi andare avanti nel processo di costruzione della squadra, tenendo presente che tutti, insomma, la Fortitudo è andata a giocare, il nostro amico Sacchetti è andato a giocare a Roma con la Virtus e le ha buscate. Bisogna stare molto, molto in campana, sperando poi di recuperare Tillman al più presto e recuperare tutti quanti per allargare le rotazioni, perché non c'è grande urgenza, ma a metà ottobre iniziano le europee. Abbiamo visto, la Dinamo deve andare da Tenerife a Istanbul, insomma deve fare delle trasferte che durano 3 giorni, ma 3 giorni in cui passi tanti ore in aereo,
con tutti i problemi che ne conseguono. Quindi la parità di Trieste da quel punto di vista è molto difficile, proprio perché questo è clamoroso, cioè Seradimigli, 800 persone, 1000 persone che faranno tanto rumore, hanno tutto quello che volete, però parla di Seradimigli, insomma, io me lo ricordo pieno, zeppo come un uovo quando la Arena 2. Il Palasera di Migni un po' deserto non sarà facile, soprattutto per i giocatori ai quali mancherà una spinta nei momenti inevitabili di difficoltà. Rimanendo sul discorso pubblico, c'è stata anche qualche piccola polemica tra i tifosi a proposito degli abbonamenti che sono stati annullati ovviamente per i motivi che tutti sappiamo, e sono rimasti validi però quelli triennali, se non sbaglio. Lello, ce lo racconti tu? Beh, insomma, praticamente è stata data una sorta di priorità a chi ha fatto l'abbonamento triennale rispetto a chi ha fatto quello annuale. Capisco, io non posso parlare più di tanto dal punto di vista del tifoso che sta a Sassari, non vivendo ogni 2 settimane la città e quindi la possibilità di andare al palazzetto, però è evidente che lo scontento è una reazione naturale, perché la Dinamo può vantare un pubblico affezionato, un pubblico storico, oltretutto, perché soprattutto guardando i social, i commenti più diciamo sentiti, quelli più accalorati erano quelli di tifosi che hanno abbonamenti ultradecennali, ultraventennali, quindi vuol dire che seguivano la Dinamo quando non era questa Dinamo, quando era in categorie minori, quando non si poteva neanche pensare che la Dinamo potesse vincere uno scudetto, quando non si poteva pensare che la Dinamo avrebbe potuto vincere una Coppa Europea. Quindi stiamo parlando di persone che seguono questa squadra da sempre e che quindi adesso si vedono tagliate fuori e provano una forma di sconforto. Mi sembra una cosa, o comunque di fastidio e di dissenso. È una cosa umana, cioè qui andiamo oltre il basket, andiamo oltre il concetto di sport, eccetera. Ci tieni una cosa, vuoi poterne godere, vuoi poterne beneficiare, sai di aver fatto tutto quello che devi fare e il cuor tuo che serviva perlomeno per poterlo fare, e per un motivo X che non dipende né dalla Dinamo né dai tifosi né dalla Lega di basket eccetera, purtroppo c'è, e neanche, se posso permettermi, né dal nostro governo, perché insomma il governo prende delle decisioni che possono essere più o meno popolari, ma che sono decisioni dettate anche da un aspetto scientifico che non andrebbe dimenticato visti i tempi in cui si parla di terra piatta, però sono decisioni che insomma non dipendono da nessuno di questi fattori in maniera totalmente contingentata, ma da un malessere generale che è la pandemia, e a questo punto ci si deve confrontare. Abbiamo detto che probabilmente dovremo convivere con questa situazione ancora per un po', purtroppo questo è uno dei deficit di dover convivere con questa situazione. Nando, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, soltanto una cosa, domani o dopodomani non si giocherà Genoa-Torino, non si giocherà il torneo di calcio, e questo può succedere in qualsiasi squadra, anche del basket. 1, 2, 5 fino a 6 giocatori credo sia tollerato. Si ferma la partita e si ringrazia, forse è una causa di forza maggiore, ma provate a immaginare inviare una partita alla settimana, considerato che ci sono molte squadre italiane, 6 squadre italiane che fanno le coppe europee, si rischia un cielo da quel punto di vista, partite rinviate all'ultimo momento, insomma quello che dicevamo prima, convivere con questo problema senza dimenticare poi quello che è successo l'anno scorso, che il campionato a un certo punto Petrucci ha detto stop, non si gioca più. Io non credo che quest'anno si possa arrivare tanto, perché i segnali sono un pochino più confortanti, però dobbiamo convivere, come dice Lello, ma con l'incubo che la situazione possa peggiorare. E poi c'è un altro fatto: le società dovranno fare i conti con i mancati incassi, perché
la sensazione che ho io è che si sia deciso giro per 2 o 3 partite, 4 magari non incassiamo niente, ma poi ma questo non ce lo può garantire nessuno. Quindi tra un mesetto le società che comunque devono stipendi, molti dei quali anche belli sostanziosi ai giocatori, dovranno prendere, come dire, rendersi conto che non ci sono a bilancio, nel caso della Dinamo, circa 80-85 mila euro a partita, che non sono pochi, al di là del malumore poi dei tifosi. Purtroppo l'intervento di Nando non era chiarissimo, ma però il concetto, diciamo, è passato, sì. Purtroppo abbiamo perso qualche pezzettino, però quello che ha detto Nando era molto più che condivisibile, appunto, ci sarà anche il problema degli incassi, non è un problema da poco, insomma, è una situazione che questa nessuno vuole, ovviamente. Matteo, è il tema. È il Come? tema. Io penso che sia veramente il tema, perché Nando dice bene che la questione del non entrare al palazzetto, come non sarà entrare allo stadio per il calcio e nelle palestre per altre attività sportive e via discorrendo, comunque è un danno per le società. Cioè, capisco, ripeto, il malessere dei tifosi, lo scontento e tutto quello che ne consegue, però allo stesso tempo non è che la società ne gode in questo, non ottiene alcun beneficio, la società sta perdendo dei soldi sapendo che il palazzetto potrebbe essere pieno, che c'è molto entusiasmo intorno a questa squadra, che non è una città o una società disastrata che si sta trascinando da qualche anno in Serie A1 e che quindi pian piano sta vedendo magari anche un certo atteggiamento da parte di alcune forme di tifo che tende a sfumare, sempre meno gente che si presenta al palazzetto. Questa è una realtà che il palazzetto lo riempie ogni domenica, e allora mettiamoci anche nei panni della società che in questo contesto si trova a dover prendere una decisione che evidentemente sì impopolare, ma anche dannosa per la stessa società. Intanto Alberto Meloni ci anticipa il prossimo tema, che è il girone di Coppa. Come lo valutate alla luce della divisione? Avevamo più opportunità nel girone ad 8? Io dico di sì, ovviamente, e intanto abbiamo purtroppo perso di nuovo Nando, ci sono problemi di connessione, però lascio rispondere a te, Lello. Sul fatto che avevamo più possibilità con il girone ad 8, credo che sia una questione anche matematica. Sì, sono scarso in matematica, ma diciamo che fino a qui ci arrivo, certo. Quindi direi che insomma sì, su questo siamo tutti quanti abbastanza d'accordo. Il girone è tosto, bisogna essere onesti, ne passano due, Galatasaray e Tenerife sono due realtà a livello europeo, i Buccaneers, che insomma i danesi, insomma, a parte il fatto che la Danimarca non ha una grande tradizione diciamo cestistica, oltretutto hanno anche un numero limitato di americani che quindi potrebbero dare diciamo una svolta in un senso o nell'altro della partita, quindi credo che si propongano come fanalino di coda e spero di non essere smentito. Galatasaray, pur con un ridimensionamento dettato da una situazione diciamo economica in Turchia che non è più quella di prima, lo stesso Fenerbahce che dominava le ultime annate di Eurolega ha notevolmente ridimensionato il roster, non solo perché se n'è andato Obradovic, ma anche perché i giocatori non sono di quello stesso livello, e non sto parlando di Pierre che un'opportunità in Eurolega se la meritava da un anno, quindi non è un riferimento a lui, ma basta guardare il roster degli ultimi 4 anni e quello di quest'anno per capire che ci sono delle marcate differenze. Tuttavia resta una squadra di tutto rispetto, perché Alex Hamilton è una guardia molto molto forte, perché Brock Motum, che abbiamo visto per in alcune occasioni anche in Serie A, è un giocatore di sicuro affidamento a livello europeo, quindi è una squadra che devi andare a battere lì, e non sarà semplice anche con un pubblico contingentato, e questo è l'unico vantaggio, però non sarà semplice e non è solamente una questione di trasferta. Poi se ci fosse un palazzetto pieno, cosa che non credo sarà possibile, ma qualora mai ci fosse sarebbe veramente molto difficile. Ancora più difficile. Per quanto riguarda Tenerife invece ecco, Tenerife è veramente molto forte. Bisogna essere onesti, è una squadra molto interessante e secondo me ci sarà da lottare. Ci sarà da lottare perché
Qui stiamo parlando di una squadra che schiera contemporaneamente giocatori come Shermadini, conosciamo, giocatore di sicuro affidamento, è vero, un veterano, ma è uno che raramente tradisce. Fittipaldo, giocatore visto anche in Italia, conosciamo bene, sì. Assolutamente, visto anche da noi, il nostro campionato, che è stato anche in passato un obiettivo per la Dinamo quando c'erano da fare degli aggiustamenti nel settore guardie. E poi c'è Marcelino Huertas, che anche lui è un veterano, perché è più vecchio di me, che sono molto vecchio, ma è un giocatore di grande affidamento, non è più un giocatore da livello Eurolega, e infatti gioca in Champions League, però è un giocatore che a questo livello può spostare, ma non mi metto a elencarli tutti, ma penso a giocatori come Todorovic, che è stato a Barcellona, o Dani Diez, cioè questa è una squadra veramente, veramente forte, con un organico veramente notevole. Secondo me in ordine di valori è più forte di Galatasaray, ma potrebbe essere meno difficile batterli in trasferta rispetto a Galatasaray, sempre in un'ottica puramente di clima del palazzetto. Sui Buccaneers non voglio essere cattivo, ma non ho molto da dire, anche perché i giocatori non li conosco, lo dico con molta onestà intellettuale. Sinceramente, esatto, sì, sì. Però insomma è evidente che appunto per una questione, andiamo per logica, anche è una di quelle che può risultare come il fanalino di coda di questo gruppo. La Dinamo non dovrebbe avere nulla da temere, se non appunto le difficoltà che ci sono, come diceva prima Nando, dal fatto che passi da Istanbul a Tenerife, passando per la Sardegna, e le trasferte, si sa, per noi sono complicate, così come per gli altri quando vengono da noi d'altronde, quindi questo fattore poi non va mai dimenticato. Sì, sì, sì. La trasferta sarà una delle difficoltà maggiori, perché alla fine ricordiamo, stiamo parlando sempre di uomini, di ragazzi, e quindi il pensiero non si può isolare dal resto del mondo quando tu scendi in campo, è difficile, molto difficile. Certamente Nando, no. Nando, ti abbiamo recuperato, stavamo qua per Sì, eccomi qua, scusate. Tranquillo, stavamo commentando il nuovo girone di Champions League, col debutto che arriverà il 21 ottobre in casa col Galatasaray per la Dinamo Sassari. A te un commento sul nuovo girone, Nando? Beh, intanto c'è da dire una cosa, che io non credo che nessun'altra squadra nella storia dello sport sardo, non del basket, dello sport sardo, abbia una presenza così costante nei campionati europei come la Dinamo, che ha iniziato a fare campionati europei, coppe europee nel 2013, forse 2015, sono 6-7 anni che la Dinamo partecipa, ha fatto 2 Eurolega, ha fatto tante Eurocup, ha fatto la Champions League, una Coppa Europea l'ha vinta, ha fatto anche un quarto di finale contro l'Alba Berlino, quindi il fatto che da 7-8 anni, forse cito a memoria, la Dinamo sia a quei livelli è già un fatto straordinario. E io credo che questo sia soprattutto l'aspetto, la lungimiranza di Sardara proprio si è vista lì. Io mi ricordo che quando lui aveva detto incominciamo a fare coppe europee, gli avevo detto ma tu sei mezzo matto, perché portare a metà settimana la squadra in giro per l'Europa era una follia, mentre invece proprio queste trasferte europee hanno consentito alla Dinamo di fare un salto di qualità sul versante dell'immagine, perché è una squadra che è andata a lottare in Europa, e poi da un punto di vista anche economico, perché anche il potere di uno sponsor, cioè quello che tu puoi restituire a uno sponsor, è direttamente proporzionale all'ampiezza del tuo campo di battaglia, non so come dire, quindi portare il marchio Sardegna a Biella o a Capodorlando può avere un senso, certo, ma portarlo in Spagna, in Russia, l'hanno portato fino in Siberia, l'hanno portato in tutta Europa, in Turchia, in mezzo all'Atlantico. Ecco, questo è queste trasferte europee hanno fatto fare un salto qualitativo alla Dinamo, e in questo bisogna dare atto a Sardara, che era stato bravissimo a capirlo quando tutti dicevamo che era un visionario, invece no, aveva visto giusto, altro che.
Ecco, è l'ultima scommessa per riagganciarmi al prossimo tema, è quella della Dinamo femminile che questo weekend partirà nella sua nuova avventura nel massimo campionato femminile. Ci sarà la sfida contro Battipaglia sabato alle ore 20:30. Le ragazze guidate da Antonio Ristivo cercheranno, l'obiettivo è quello di mantenere ovviamente la categoria. Lello, cosa ti aspetti da questa nuova avventura della Dinamo? Beh, abbiamo detto ormai anche nelle puntate precedenti, è tutto nuovo, quindi è tutto da scoprire e quindi c'è anche la bellezza di approcciarsi con una cosa con cui non hai avuto fino adesso alcun impatto, alcuna confidenza, quindi è già di per sé una bella storia così. È chiaro, essendo anche tutto nuovo ha bisogno anche di tempo. Più volte ho ripetuto e resto di quell'idea che a queste ragazze si debba semplicemente chiedere di giocare, di divertirsi e eventualmente anche poi insomma di trovare quell'amalgama che potrebbe anche servire per crescere nel corso della stagione. Essendo una società completamente nuova, comunque un'idea e un roster ovviamente completamente nuovo, non può essere tutto automatico dall'inizio. Si possono fare degli exploit, si possono ottenere risultati e ben venga, ma le cose si costruiscono con il tempo e quindi credo che bisognerà concedergliene, ma senza pressarle troppo, perché e senza pressare troppo neanche l'estivo, perché è evidente che hanno bisogno di tempo per potersi costruire proprio come squadra. Al momento lo sono solo sulla carta, poi bisogna vederlo nei fatti. Mi sembra positivo, e chiudo, il fatto che molta gente abbia detto se non possiamo andare a vedere la Dinamo maschile, andiamo a vedere la Dinamo femminile. Allora, non è magari bellissimo il concetto del, visto che non ho il mio primo intrattenimento, vado a vedere il secondo, però può essere un volano. Può essere un volano perché può consentire a un po' di persone di andare, di appassionarsi ed eventualmente poi di dire, ah, quindi questo non è uno spettacolo che non merita di essere visto, questo è un intrattenimento che merita tanto quanto l'altro e allora magari anche di diventare dei follower di questo appuntamento che insomma, non è per niente da sottovalutare. Nando, coinvolgo te da grande esperto di basket femminile. Ecco, poi Beh, mi dicevi che intanto, No, ma guarda, vai, intanto prego. Sassari ha una bella tradizione cestistica femminile, insomma. Cito le sorelle Serradimigni, intanto per fare due nomi, ma dovrei citare tutto il Sant'Orsola. La mamma di Marco Spissu è stata un'ottima giocatrice, quindi non c'è mai stata la 1, ecco, però tutto il resto l'abbiamo visto in A2 femminile con squadre che venivano a vincere anche a Cagliari, contro squadre forse più blasonate. La cosa buona che dice Lello è appunto bisogna avere pazienza, è stato piantato un seme e via. Ecco, quello che c'è da dire è che a differenza per esempio dell'Academy a Cagliari dove è stato piantato un seme in un terreno arido, invece a Sassari è stato piantato questo seme su un terreno fertile. Quindi io non credo che la Dinama, come la chiamiamo scherzando, possa arrivare tranquillamente nei playoff o regalarci grandi emozioni, però sarà sicuramente una squadra che riempirà il sabato sera. D'altronde, se non ho capito male, poi il calendario è stato studiato in modo che i due avvenimenti siano ravvicinati, cioè quando la Dinamo maschile gioca la domenica in casa, la Dinamo femminile gioca il sabato sera, quindi si creerebbe, e infatti questa settimana è sicuramente così, quindi si crea sempre questa maggiore abitudine alla pallacanestro che farà diventare sempre più Basket City questa città che, non dimentichiamolo, ha anche la squadra Dinamo Lab che fa il basket in carrozzina. Il campionato però inizierà a novembre, se non ricordo male, e quindi, come dire, è uno spettacolo sempre più vasto, cioè non hai una squadra di uno maschile che lotta per le prime posizioni, una squadra femminile che scopriremo tutti con grande curiosità e che è stata allestita bene, perché sono state prese giocatrici che conoscono il campionato e delle americane e delle straniere molto interessanti, e poi c'è la squadra di basket in carrozzina, quindi Sassari è sempre più una basket city grazie alle intuizioni del presidente, alla forza dei suoi sponsor e all'entusiasmo della città, perché poi tutto
e la città. Sassari ha un grande entusiasmo, quello che a Cagliari purtroppo non vediamo più da parecchi anni. Ecco, unica squadra appunto del panorama italiano ad avere una squadra nelle massime divisioni maschile e femminile, in quella di carrozzina, appunto Sassari, mentre solo Venezia e la Virtus Bologna hanno anche, oltre alla squadra maschile, la squadra femminile nel massimo campionato. Nando, mi dicevi prima che c'è anche un altro bel appuntamento a Cagliari, c'è il derby per eccellenza del basket femminile, CUS Cagliari, Virtus Cagliari. La stagione del CUS non è iniziata nel migliore dei modi, con una sconfitta a Moncaglieri nei quarti della Final 8 di Coppa Italia. Non so, dimmi un po' tu, Nando, di questo derby storico. È un derby che si giocherà sabato alle 18 a Saduchessa, ma potevamo anche non dirlo perché si giocherà a porte chiuse, cioè si è deciso di giocare a porte chiuse, quindi purtroppo mancherà la cornice di quello che è un po' l'appuntamento più importante dell'anno, perché c'è una grande rivalità tra queste due società che sono avversarie dal 1980, quindi quest'anno festeggiano i 40 anni di nascita di questo derby. E c'è una curiosità, che il CUS ha fatto la storia della pallacanestro sarda, è stata in due epoche diverse in Serie A1 per tanti anni. Un anno il CUS Cagliari ha fatto i playoff scudetto addirittura, però nel confronto diretto, come spesso accade, la squadra, diciamo, un po' più poverella, quella che non ha scritto la storia del basket sardo, però i derby, questo di sabato è il numero 49, quindi nei precedenti 48 la Virtus ne ha 20-26 e il CUS Cagliari solo 22. Con un pizzico di amarezza posso solo dire che fino a una decina d'anni fa erano CUS Virtus, c'erano 9 giocatrici sarde in squadra, 8 giocatrici sarde in squadra per squadra, adesso invece si è ridotto sensibilmente questo numero, quindi è un derby un po' meno, come dire, indigeno, però è pur sempre una partita che lo scorso anno, io ricordo, insomma, c'era stato a Saduchessa un grande richiamo. E poi c'è da dire una cosa, che la pallacanestro femminile va avanti a Cagliari, mentre quella maschile piano piano si sta spegnendo sempre di più. Ogni anno CUS e Virtus lì ci sono, lì partono, e a pochi chilometri da Cagliari poi anche il San Salvatore Seragios, che spesso addirittura fa delle squadre anche superiori a CUS e alla Virtus. Quindi con piacere, sarei andato volentieri a vederlo, questo derby. Purtroppo non potrò andare perché è a porte chiuse, però è un bel derby e fa parte della nostra storia anch'esso. Davvero un peccato, però purtroppo quest'anno la stagione è questa e ci dobbiamo accontentare a vedere le immagini da fuori e a guardare i risultati. Bene, siamo in chiusura. Io ringrazio Nando Mura per il suo contributo, come sempre. Grazie Nando e alla prossima puntata. Grazie a voi. Ringrazio anche Lello. Ciao Lello. Ho anche un messaggio da darti in chiusura, perché Andrea Ferrari ti fa gli auguri di buon compleanno, che era ieri, e ti aspetta su un campo di pedalo. Non lo so se vuoi rispondere. Sì, digli di aspettare, come si dice in Gallura, i sette magna, ecco, insomma. Digli di aspettare che già mi vede, insomma. No, ringrazio Andrea. La vecchiaia incombe, come dicevo, ma sono più giovane di Marcelinho Huertas, quindi quando lo affronto lo posso ribadire. Va bene, grazie Lello e nuovamente auguri per ieri. Ecco, siamo in chiusura, non mi resta altro che salutare e rimandarvi alla prossima puntata di Trick and Roll e ovviamente a tutti gli altri appuntamenti che seguiamo qua su www.131.com. Ovviamente il mercato del Cagliari e non solo, la farò da padrona in questo weekend che stiamo per vivere a breve. Io vi saluto da parte di Matteo Porco e da parte di tutta la redazione di www.131.com e un buon proseguimento di serata.